E i produttori sardi sono allarmati, è una cosa terribile. Ma il mio dubbio più grande, il mio problema più grande adesso dei dazi di Trump, qual è? Effettivo realmente adesso, perché ok, sentiamo della borsa, sentiamo di quelli che hanno perso 5 miliardi, quell'altro, i cantieri, le industrie, ok, i piccoli produttori, il vino, il formaggio, il miele, ma a me cosa rischio? Che non esporto negli Stati Uniti, quindi per me i dazi non sono un problema. Qual è il mio problema? Che aumentino i prezzi per noi. Perché aumentare i prezzi sembra la cosa principale, la prima cosa che bisogna fare nel momento di crisi. Cioè, il Covid, sono aumentati i prezzi di tutto. C'è la guerra in Ucraina, sono aumentati i prezzi di tutto. Dazi ai prodotti stranieri importati negli Stati Uniti aumentano i prezzi. Qui. E questo è il rischio che corriamo. E questo è il mio dubbio. Ma vuoi vedere che adesso a pagare questi dazi siamo noi. E non dico noi italiani, dico proprio noi sardi. Almeno i nostri dazi li paghiamo noi. E com'è che li paghiamo noi? La questione dei dazi, noi dall'inizio ci abbiamo riso sopra, si danno la zappa sui piedi perché tanto il consumatore americano paga di più il formaggio, il miele e il vino sardo, non il consumatore sardo. È quello americano che lo paga di più. Il rischio è che per bilanciare i dazi, per non perdere quel posto, quella posizione in quel mercato, il produttore potrebbe alzare un pochettino i prezzi qua, in modo tale che anche con i dazi può abbassare leggermente il prezzo di là. È tutto qui il discorso. Aziende sarde, poi italiane, comunque europee, chiunque, cercherà piano piano di alzare i prezzi qui per poter mantenere la perdita che si viene a creare con i dazi. Quindi il rischio è che veramente ci troveremo noi a pagare questi dazi. Quindi saremo noi ad andare a comprare quel vino che subisce dazi in America, che qui costa leggermente di più perché deve supportare il peso dei dazi. Questo è l'unico rischio vero che le persone che vivono la vita normale corrono, che si va al supermercato e si trova il vino o il miele o le cose che costano di più, l'olio. Perché? Perché in America ci sono i dazi. La soluzione non può essere alzare i prezzi qui perché di là ci sono i dazi. Non può essere questa. È stato detto tutto sui dazi, io non aggiungo nient'altro. Ormai è chiaro a tutti che quello che sta succedendo è una cosa surreale. Cioè, abbiamo un presidente degli Stati Uniti che mette i dazi, fa crollare i mercati, abbiamo miliardari, magari lui compreso, che comprano azioni a prezzi stracciati. Il giorno dopo dice: oh, faccio una pausa dei dazi. He made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad, because he's a financial. C'è chi dice appunto che il presidente degli Stati Uniti sta facendo quello che si dice, sta favorendo quello che si dice l'insider trading, cioè sapere delle informazioni riservate che ti permettono di fare degli affari in borsa, perché cioè, a parte che l'America ha una lunga storia di questa cosa, se ne parlava di Nancy Pelosi, che praticamente c'era un gruppo che investiva quello che investiva Nancy Pelosi e hanno tirato fuori non so quanti soldi seguendo proprio gli investimenti di lei, che faceva questi investimenti perfetti, e chi l'accusa appunto di insider trading, cioè sapere prima quando conviene comprare o vendere, perché il governo sta facendo delle normative che permettono appunto di sapere esattamente se il mercato cade o se il mercato sale. Trump ha pausato ha fatto l'intervallo di 90 giorni per tutti tranne che per la Cina. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Vi invito a baciargli le chiappe, traduciamo così. Non c'è stato un giornalista italiano che ha avuto il coraggio di dire le parole di Trump. Quando Trump ha detto mi stanno chiamando tutti per baciarmi il culo, lei ha detto il fondoschiena. No, non ha detto fondoschiena, ha detto culo.
Perché un giornalista deve cambiare le cose? Perché non c'entra niente. Se un politico dice una parolaccia, quella parolaccia che ha detto bisogna dire. Non bisogna cambiarla. Non è che un giornalista deve seguire l'etichetta e non può dire culo. Bisogna parlare di quello che è reale. Baciatemi le chiappe o il fondoschiena, che può essere leggermente più semplice, ma ha detto baciatemi il culo. E bisognava dirlo. Bisognava dirlo in televisione. Se l'avesse detto Putin, cosa sarebbe successo? I giornali italiani cosa avrebbero detto? Cosa avrebbero detto i giornali italiani? Viviamo veramente in un'epoca in Italia in cui l'informazione fa schifo. Siamo veramente persi. La scelta migliore è quella di cercare di vendere a qualcun altro. È assurdo che la metà di tutto l'export di quest'isola vada in un unico paese. È una cosa assurda, ma se quel paese sparisse da un giorno all'altro, per un motivo o per l'altro, cosa facciamo noi? Prima magari uno diceva, che bello, esporto in America. Adesso magari dice, cavolo, esporto in America. Bisogna trovare nuove soluzioni, magari trovare nuovi mercati, vendere a qualcun altro. Però come fai a vendere a cinesi, russi, indiani, pakistani, se con queste persone siamo anni che litighiamo? Che potere ha l'America per dire, io ti metto le tariffe, fregandosene che noi potremmo in qualche modo vendere i nostri prodotti a qualcun altro? Perché l'America lo fa? Perché? Perché negli ultimi anni noi abbiamo rovinato tutti i rapporti con chiunque altro tranne che l'America. Quindi l'America sa che noi non possiamo andare in giro a vendere le nostre cose. A chi le vendiamo? Ai russi? Ai cinesi? Mamma mia, il mondo è incasinato. Il mondo è veramente incasinato. Bisognerebbe, secondo me, soffrire un po' questa cosa. Io la penso come la pensa, guarda, il ministro cinese che dice è inutile, ormai il danno è fatto. Possono mettere i dazi anche al 200-300% che il danno è fatto da subito. E non è possibile fare un accordo nel breve tempo perché nessuno si fida degli Stati Uniti. Paesi come la Cina hanno un obiettivo, quello di riuscire a tirar fuori qualcosa di positivo da un momento negativo. Questo è quello che sta succedendo. Quindi la Cina dice, vabbè, questo è il nostro problema, diamoci da fare, cerchiamo di risolverlo, ma di certo non vanno a baciare il culo a Trump, come pare stia per fare la presidente Meloni, che secondo me dopo che Trump ha detto stanno venendo a baciarmi il culo, la Meloni dovrebbe annullare immediatamente la visita in America. Se non la annulla, allora fa bene a tenersi i meme che le fanno. Torneremo a parlare di questo perché basta vedere i prezzi negli scaffali del market sotto casa. Se aumentano, allora qui la situazione è seria perché rischiamo che i prezzi aumentino per noi. L'altro giorno l'imprenditore ha detto ho 20 pallet fermi in cantina che erano destinati all'America. Si mette un prezzo un pochettino più basso per invogliare le persone a venire, magari si vende una cassa, non più di 1-2 casse a testa, e un paio d'ore è finito tutto. Cioè le 20 pallet dell'America, cioè non si perde niente, un guadagno leggermente minore, non si va a finire nel ristorante di Miami, però comunque gli imprenditori possono andare avanti. La soluzione ai dazi di Trump è abbassare i prezzi qui, in modo tale che noi compriamo di più. La solidarietà interna, cercare anche di vendere le cose sul territorio a un prezzo magari minore per invogliare le persone. Perché comunque i prodotti sardi eccellenti hanno un costo che comunque è superiore rispetto a prodotti che vengono da fuori. Ci vorrebbe solidarietà interna. Faccio una vendita al volo in cantina, chi viene si cerca di fare la solidarietà interna, non che si alzano i prezzi, chi se lo può permettere lo compra lo stesso, si alzano i prezzi qua per non alzarli troppo di là. Voi cosa ne pensate? Cercherò di intervistare qualcuno per sapere qualcosa in più, magari nei prossimi giorni. Allora,
non so se avete visto cosa sta succedendo in questo canale. È un paio di giorni che io parlo di cose un pochettino più nazionali, internazionali, cose di cui si sta parlando nel momento. Ci sono cose che io vorrei discutere ogni volta che succedono, però non lo faccio mai. Adesso invece no, voglio sviluppare questi argomenti che mi interessano, quindi ogni tanto parleremo anche di queste cose un po' nazionali, internazionali. In questo canale, in questa pagina ci sono tantissime persone, anche dal resto d'Italia, ed è bene che ampliamo la nostra conversazione. Vi faccio un annuncio importante. Inizierò di nuovo a occuparmi di multinazionali, energia, colonialismo, indipendenza, Sardegna. Farò piano piano, siamo messi in una situazione terribile, ho tante cose da dire, tiro fuori i miei appunti, ritorneremo a parlare di quello che veramente ci interessa di più di tutto. Io sono Domenico, questo è il mio canale. Se ti piace metti like, iscriviti, dillo ai tuoi amici. Ho la sedia che scrocchia, ma un giorno vi faccio vedere questa sedia in cui mi siedo. Io la uso perché non ha lo schienale dietro e quindi non ha come l'altra che uso, l'altra gaming che ha quella cosa dietro. A me non piacciono le sedie gaming, quindi questa è una scelta che ho voluto fare per avere le spalle libere. Questa sedia però è di ferro e fa questo suono. Iscrivetevi al canale, ci vediamo la prossima volta, ciao.